Euroregione News. Bisonte della strada Despar per formazione e assaggi. Presentato nel centro commerciale Centro Studi di Udine il track del gusto targato Despar con Fabio Donà, direttore marketing Despar Aspiac Service, e Massimiliano Plett, già presidente di Slow Food FVG e coordinatore dei corsi per la Tribù del Gusto on Tour. Oggi è un momento importante per noi perché partiamo con il Tour del Gusto in Friuli Venezia Giulia. Abbiamo questo bellissimo track davanti al nostro Eurospar di Centro Studi a Udine. Cos'è il Tour del Gusto? Andremo in giro per un po' di nostri negozi, supermercati in Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta non chiediamo ai nostri clienti di venire da noi, ma proviamo noi a avvicinarci ai nostri clienti, quindi con questa struttura qui proveremo a organizzare un po' di corsi guidati, un po' di attività anche nei confronti dei nostri clienti per provare a valorizzare tutte quelle che sono le eccellenze di prodotti che vendiamo nei nostri negozi e che sono collegati con quel meraviglioso territorio che è il Friuli Venezia Giulia, che è un territorio di grandi eccellenze enogastronomiche. Ci sarà un percorso guidato, organizzeremo dei corsi anche con dei fornitori locali che proveranno a spiegare ai nostri clienti che al di là del prezzo e delle promozioni c'è un mondo da raccontare nei confronti dei prodotti che noi vendiamo. Io e la mia squadra di persone esperte in ambiti diversi saremo i protagonisti, insomma, di ciò che viene spiegato alle persone. L'intento è quello di dare informazioni semplici, immediate, con un linguaggio molto facile per dare le istruzioni e per scegliere al meglio ciò che poi finisce sulle tavole dei nostri amici, i nostri ospiti. Faremo corsi di diverso genere, partiamo con il corso sui formaggi, sarà un corso sul vino, sulla birra, sul pesce. Tutto ciò che riguarda, insomma, l'enogastronomia locale verrà poi svolta all'interno di questi appuntamenti che chiamiamo sapori del nostro territorio, all'interno del quale appunto saranno presenti anche produttori locali che saranno a loro volta, diciamo così, le persone più indicate per raccontare i propri prodotti. No, un track perché ci dà la possibilità di andare in posti differenti. È un mezzo molto flessibile, noi lo posizioniamo nei parcheggi dei nostri negozi ed è un modo, anche rispetto ad altri corsi che abbiamo fatto anche in strutture fisse, per avvicinarci noi ai nostri clienti. Cioè, quindi sfruttare il fatto di avvicinarci ai nostri negozi e di sfruttare e non obbligare i nostri clienti a venire in certe strutture. Quindi è un mezzo molto flessibile, veloce, molto grande perché potete vederlo, poi ci sta anche un po' di gente sopra e quindi l'abbiamo scelto proprio per la flessibilità che offriva il mezzo. 10 euro a lezione, in funzione se sono corsi da 3 lezioni costano 30 euro e 20 euro se sono corsi da 2 lezioni, ma c'è anche un lato molto interessante che ci tengo a sottolineare, è che il costo di adesione al corso viene rimborsato al 100% da Despar in buoni spesa. In più a ciascuno dei partecipanti viene lasciato un manuale per leggere e studiare con i tempi che ciascuno preferisce, edito da Slow Food Editore. Sono dei volumi fatti davvero bene, appunto sui temi del formaggio, del pesce, della birra o del vino indifferentemente, quindi sono oggetti di valore significativo. Da Udine per Euroregione News, Marco Mascioli. Euroregione News.